Così, nella prossima lezione, il magistrato e procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao ci spiegherà l'opera pratica, le intuizioni, le innovazioni lasciateci da Giovanni Falcone, che come altri, e primo fra tutti il suo compagno di lotta Paolo Borsellino, scelse lo scandalo della verità. Chi è stato Giovanni Falcone per la magistratura e per la nostra terra, per il nostro paese? Un uomo straordinario, un uomo unico, un magistrato straordinario. La sua vita è costellata di un impegno e un sacrificio che hanno lasciato un segno indelebile, hanno aiutato il nostro paese a migliorare il contrasto alle mafie. Pensate che Giovanni Falcone aveva iniziato a lavorare nella magistratura come giudice civile e poi iniziò ad impegnarsi sempre più sugli approfondimenti patrimoniali, su quelli finanziari, su quelli bancari. Tanto che Rocco Chinnici, giudice istruttore a Palermo, che si occupava delle più grandi indagini nei confronti delle mafie, pensò a lui come un magistrato che poteva intervenire in quella lotta proprio applicando i principi dell'aggressione ai patrimoni mafiosi e il principio della ricostruzione delle attività criminali attraverso i movimenti bancari, i flussi finanziari. È così che, dopo che diverse volte Rocco Chinnici aveva invitato Giovanni Falcone a far parte di quell'ufficio istruzione, avviene l'omicidio di Cesare Terranova e Giovanni Falcone in quel momento decide di aderire alle proposte che aveva fatto Rocco Chinnici, capo dell'ufficio istruzione di Palermo. E così inizia l'impegno di Giovanni Falcone. La sua prima indagine è quella nei confronti del costruttore mafioso Rosario Spatola. È da lì che inizia ad approfondire quale capacità patrimoniale di investimento avesse Cosa Nostra. E così matura in lui un metodo che è il metodo dell'approfondimento e l'accertamento bancario, finanziario, patrimoniale, per ricostruire le attività criminali. È il metodo che aveva iniziato a seguire lo stesso Rocco Chinnici e con Giovanni Falcone Rocco Chinnici chiamò Paolo Borsellino. Erano amici, lavoravano assieme e si muovevano sulla stessa direzione. Avevano una condivisione di consapevolezza, ma di sentimenti e ancor più di professionalità. Insieme hanno portato avanti le grandi indagini su Cosa Nostra. Pensate che nel 1982 ancora non c'era una fattispecie di associazione mafiosa e prima del 1982 i giudici che si occupavano di mafie cominciavano a descrivere la fattispecie che sarebbe stata necessaria applicare per poter contrastare più efficacemente le mafie. E a questa costruzione, un po' alla volta, si arriva anche grazie all'impegno di alcuni politici e tra questi Pio La Torre, un grandissimo uomo politico che aveva portato avanti le proprie convinzioni, le aveva applicate, si era sacrificato tutta la vita. Con il suo sostegno viene portato alla discussione parlamentare non soltanto la fattispecie di associazione mafiosa, ma anche quella della confisca dei patrimoni mafiosi. Sono due strumenti straordinari, incredibili. E quando nell'aprile del 1982 si arriva all'omicidio
di Pio La Torre, sembra quasi che quella proposta di legge si areni. Poi viene ripresa quando con l'omicidio dalla Chiesa il Parlamento viene scosso e spinto in avanti, perché è necessario che la legge venga adottata e applicata. E questo inciso che vi ho fatto è importante perché la confisca dei patrimoni mafiosi è la linea che segue Giovanni Falcone. Giovanni Falcone pensa che è importante aggredire i patrimoni, le ricchezze per indebolire le mafie, e tanto che è proprio lui che tende a ricostruire l'organizzazione di Cosa Nostra attraverso i contatti patrimoniali, quelli bancari, e quindi iniziano i contatti con la magistratura e la polizia newyorkese. È il gruppo di Cosa Nostra a New York che rappresenta il corrispondente di Cosa Nostra palermitana. Le due grosse organizzazioni si muovono nel traffico internazionale di stupefacenti e ancora una volta Giovanni Falcone pone alla base del suo lavoro un'ulteriore innovazione, che è quella dell'importanza dei rapporti internazionali, dei rapporti di cooperazione e collaborazione internazionali. E perché le mafie sono internazionali, sono globali, e anche su quest'ulteriore versante porta una novità nell'ambito delle indagini. Si arriva al grande maxi processo con le decisioni, e la vita di Giovanni Falcone è comunque una vita molto difficile, perché ci sono invidie, ostacoli, anche la sua possibilità di diventare procuratore della Repubblica di Palermo gli viene negata, e quindi arriva alla direzione degli affari di giustizia penale presso il Ministero della Giustizia. È il nuovo direttore generale, e il suo metodo, quello che aveva portato avanti per tanti anni, doveva diventare sostanzialmente la base di un nuovo schema di funzionamento degli uffici giudiziari che si occupavano del contrasto alle mafie. Ma quel che mancava in quel contrasto, e che Giovanni Falcone rilevò come un momento fondamentale, fu l'assenza di uffici centralizzati nei quali fossero raccolte tutte le informazioni. Egli pensò che era indispensabile che esistessero procure distrettuali antimafia, e che al centro di questo circuito giudiziario antimafia vi fosse la Direzione Nazionale Antimafia, una direzione nazionale che potesse svolgere i suoi compiti di coordinamento e impulso, e in questo modo legare assieme le attività di contrasto delle 26 procure distrettuali snodate nel territorio nazionale. Il loro lavoro diventava il lavoro riversato in un unico grande contenitore, un contenitore al quale, con il rispetto del segreto delle indagini, la Procura nazionale potesse fungere da elemento di coordinamento centralizzato, oltre che di impulso, per spingere le procure distrettuali ad un lavoro laddove il lavoro non era portato avanti con la celerità o con la sussistenza del quadro forte che già emergeva da una grande banca dati. Ecco che Giovanni Falcone è quindi il magistrato, direttore generale degli affari penali, che porta avanti questa ulteriore grandissima innovazione, il circuito giudiziario antimafia, costituito da 26 procure distrettuali e la Direzione Nazionale Antimafia al centro,
che prende tutte le notizie e mette in contatto gli uffici che svolgono indagini su temi paralleli o addirittura sugli stessi temi, per rafforzare le stesse indagini. La forza di un'indagine è la conoscenza. Quanto più si conosce, tanto più si può raggiungere l'obiettivo. Ecco quale importanza ebbe anche Giovanni Falcone, ma non solo. Come vi ho detto, l'altro importante aspetto è rappresentato dal fondamentale circuito internazionale, in cui vi sia collaborazione fra gli organismi di polizia e cooperazione fra le autorità giudiziarie. E pensate che nell'aprile del 1992, quindi poco meno di un mese dalla strage, Giovanni Falcone partecipò a New York alla prima riunione della Commissione internazionale delle Nazioni Unite, che si doveva occupare della nuova convenzione, di una convenzione internazionale che legasse tutti i paesi. E è restato memorabile il suo discorso in quella commissione. Giovanni Falcone era il capodelegazione italiano e in quella circostanza rappresentò come fosse fondamentale per contrastare le mafie avere una normativa comune, avere degli strumenti comuni. I rappresentanti di quei paesi restarono veramente scossi dal discorso appassionato che fece Giovanni Falcone, e meno di un mese dopo, da quel bellissimo discorso, Giovanni Falcone con gli uomini della scorta, con Francesco Morvillo, restò vittima di quella strage. Pensate che quando nell'anno 2000 i paesi del mondo, oltre 190 paesi, si riunirono perché la convenzione fosse sottoscritta, quella riunione venne tenuta a Palermo. Proprio per ricordare e riconoscere quale merito enorme avesse avuto Giovanni Falcone per una convenzione sul crimine organizzato. E adesso ben 189 paesi, ancora una volta grazie alla forza che Giovanni Falcone impresse a questo nuovo meccanismo, hanno sottoscritto un meccanismo che consentirà quindi di controllare che tutti i paesi aderiscano non solo a parole, ma anche con le loro legislazioni pienamente agli strumenti e alle norme di contrasto alle mafie. Giovanni Falcone ci insegna questo, ci ha consentito di raggiungere i migliori strumenti e nello stesso momento è un uomo che ha dedicato tutta la propria vita al contrasto alle mafie, ma non perché fosse un uomo che amava la repressione, ma perché vedeva attraverso il contrasto alle mafie il riconoscimento delle libertà delle persone e attraverso solo la garanzia di quelle libertà che è possibile che il nostro Paese possa applicare appieno i principi della sua Costituzione. Io credo che la sua figura sia quella più dimostrativa di quanto siano importanti i valori della nostra Costituzione. La dignità è uno dei primi valori di cui parla la nostra Costituzione e Giovanni Falcone ha sempre riconosciuto rispetto agli altri e nello stesso momento ha imposto il rispetto reciproco e desiderava restituire ancora una volta al popolo dignità, quella che gli uomini perdono nel momento in cui diventano succubi delle mafie, nel momento in cui vendono la propria libertà. Dignità. Secondo, libertà.
Dignità e libertà sono quasi sinonimi. Non si può avere dignità se non si è liberi, non si è liberi se non si ha dignità. E bisogna cioè pensare alla libertà come l'unico vero grande patrimonio al quale non dobbiamo mai rinunciare, mai pensare di poter vendere la nostra libertà a nessuno. Meglio affamarsi, soffrire, piuttosto che vendere la libertà. Ricordate quel che disse Piero Calamandrei: la libertà è come l'ossigeno, ci si accorge della sua importanza solo quando la si comincia a perdere, e quindi prepariamoci giorno dopo giorno, come se stessimo per perdere la libertà, perché nel momento in cui qualcuno pensa di poterci condizionare o intimorire, in noi deve emergere la più grande forza possibile perché quel condizionamento e quell'intimidazione vengano respinti. Dignità, libertà, solidarietà sono i valori costitutivi del nostro patrimonio e solo attraverso quei valori riusciremo a sconfiggere le mafie e a difendere la nostra democrazia. Un ringraziamento speciale ai nostri maestri di oggi, Maria Falcone e Federico Cafiero de Rao. Scrivete sui nostri social le vostre domande e curiosità. I maestri saranno lieti di rispondervi. Noi ci rivediamo lunedì, perché la scuola non si ferma.